Natale 2021, Natale a Bussolengo, con grandi novità perché questa volta anche in aiuto a tutte le legislazioni del Covid, quindi per farlo più in sicurezza possibile, si fa su 3 piazze, grandi novità, grandissima pista di pattinaggio, potrete ammirarla, è veramente enorme, in modo che i nostri ragazzi si possano divertire in sicurezza in piazzale Vittorio Veneto. La novità del trenino che collegherà il Flowra al centro di Bussolengo e tante altre cose che vi invito ad andare a vedere sul programma perché è veramente molto pieno di iniziative e anche tante novità. La magia del Natale a Bussolengo quest'anno sarà nel Bosco Incantato, un mese ricco di iniziative. Partiremo l'8 dicembre con l'inaugurazione e andremo avanti fino a domenica 9 gennaio. Grande novità quest'anno è il coinvolgimento di più piazze, quindi oltre a Piazza 26 aprile andremo a coinvolgere anche Piazzale Vittorio Veneto e Piazza dello Zodiaco. Piazzale Vittorio Veneto abbiamo posizionato la pista di pattinaggio veramente grande, già inaugurata qualche giorno fa, i bambini sono super contenti di questo. Piazzale dello Zodiaco le coinvolgeremo la domenica con 2 bei mercatini dell'artigianato, con banchi che arrivano da tutta Italia e naturalmente Piazza 26 aprile, la piazza principale dove ci sarà posizionato un trenino, delle casette, tutte le varie spettacoli, manifestazioni, mercati. Sarà veramente un ricco weekend, ci saranno le visite guidate alle chiese, concerti di Natale, concerto della banda, insomma ci sono tutti i presupposti per vivere un bel Natale in sicurezza, perché naturalmente tutto viene fatto in sicurezza, e con il coinvolgimento anche dei commercianti ai quali insomma chiediamo sempre un contributo anche a livello organizzativo. Quest'anno a livello economico ci ha pensato il Comune col posizionamento delle luci Natale ed è giusto che sia così. E in più quest'anno avremo anche un trenino che porterà le persone da Piazza Vittorio Veneto alla piazza principale, Piazza 26 aprile, e andrà su anche fino a Flover, dove si potrà visionare anche il mercatino di Natale da Flover, quest'anno compie 25 anni. Insomma, abbiamo fatto, pensiamo, le cose fatte bene e venite a trovarci a Bussolengo. C'è tanta voglia di stare insieme e di fare festa, ma pur essendo all'aperto dobbiamo sempre rispettare le norme di sicurezza e le norme anti-Covid. Purtroppo abbiamo visto che sono in continua evoluzione e noi in ogni caso faremo sempre rispettare le normative vigenti.